Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live del vostro Marietto Veneziano. Bene cari amici, come al solito se volete fare una domanda mi raccomando nome, data di nascita per le persone di YouTube. Invece per quelle persone che si collegano tramite Facebook mi raccomando iscrivetevi a StreamYard. Il link è sopra perché stiamo trasmettendo da una piattaforma. Bene, come ogni volta vi ricordiamo che abbiamo anche il Degale Marietto Veneziano, un sito, il sito del Capitano. Il sito del Capitano ormai lo conoscono, è un punto di riferimento a livello nazionale, hanno già scaricato più di 175.000 ebook, sono tutti gratuiti, sono in PDF, sono stampabili con tanto di istruzioni. Vi ricordo, se volete fare una domanda, nome e data di nascita. In questo sito c'è anche una sezione shop dove si può comprare l'amuleto magico da 150 euro più 10 euro di spedizione. Ormai sapete già, ve l'abbiamo spiegato in tanti modi, che è un ciondolo con delle proprietà importanti di difesa e di protezione. Poi chiaramente se volete anche dei riti operativi, propiziatori, Marietto Veneziano e il De Garda sono sempre a disposizione. Abbiamo vari riti per il lavoro, per le ditte e quant'altro. Bene cari amici, se volete fare le domandine, mi raccomando, nome e data di nascita. Iscrivetevi anche al gruppo Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, è gratis e vi aspettiamo numerosi. Bene, vediamo un po' il da farsi intanto. Se volete invece un consulto privato, siamo sempre disponibili, 20 euro, 45 minuti, pagabili tramite PayPal. Intanto salutiamo Tatiana, Farfalla, Fabio e Alessandra. Bene, mi raccomando, per quelli di Face, se si devono fare una domanda, ricordatevi il nome di iscrivervi alla, come si suol dire, a StreamYard, che è gratuito. Iniziamo subito con la prima domanda e vedo allora, vedo Farfalla, Francesca, dell'80. Questa domanda guardiamola un po' assieme, Farfalla, e cerchiamo di migliorarla, che magari, vedi? Farfalla, buongiorno, Francesca Regina dell'80 sta con la fiamma gemella o è un'altra? Dovresti prima di tutto mettere la data dell'altra persona e anche il nome. Questa quindi è una domanda che è un pochettino Fiamma poi sottoscrive ho dei dubbi. Lui Piero, lui l'ha scritto, sì. Lui Piero del 75. E io non so cos'è una fiamma gemella, se parliamo di anime gemelle, fiamme gemelle sono un po' robe da New Age, un po' da baraccone e quant'altro, però se parliamo di anima gemella, il Marietto è d'accordo, ma se si parla di fiamme gemelle è roba da New Age e sapete che il Marietto con la New Age non è tanto per la quale. Quindi però rispondiamo a questa bella domanda della nostra Francesca, se questa è una persona adatta a lui, perché no, le fiamme gemelle sono cose che... E lui è Piero del 75. E sembra proprio che non è proprio un'anima gemella, perché ripeto, fiamme gemelle sono cose un po' da New Age e qui non funzionano. Però, e infatti, sì è vero Farfalla, è giusto, hai messo la data, non l'avevo vista, era sotto. Saluto anche Maria Gesualda e Elisa. E adesso facciamo una stesa per vedere se questa persona è una persona, questo Piero, è ideale per la nostra Francesca. Beh, sicuramente è una persona comunicativa, è una persona che vuole darsi da fare, è una persona positiva per te, perché il taglio almeno dà queste indicazioni. Ma vediamo in dettaglio come va con il nostro...
E hai ragione te, ci sarà però un ritorno di qualcun altro, eh? Guarda, Francesca, le Sibille ci dicono che qui nella linea sembra che tu lo aspettavi un'anima gemella, qualcuno di importante, vedi, e poi lui è un grande sognatore, vede in te delle qualità importanti. E sicuramente c'è stati dei momenti di euforia, però bisogna dire che questo Piero è un pochettino tirchio di sentimenti, eh? Lui magari, o tu ti sei fatto dei castelli in aria, ma vedo che lui qua, vedi questa carta qua, lui è un tipo pragmatico, si vede già che questo è il passato. Nel presente, io ripeto, non conoscendo nulla di Francesca e gli scarne informazioni che ci dà, cerchiamo di fare un quadro, no? Generico. E direi che c'è qualcuno che ti spia. Io non so se lui è un tipo, perché qua è pragmatico, ma qua vedo che ti spia. Vedi, è un tipo che ti guarda da distante. Vedo anche una giovane donna e un amore. Quindi non si capisce se sei tu o lui è una figlia, e però vedo che c'è qualcosa che non va qua nel presente, vedi? C'è un amore per una giovane donna che potresti essere tu o magari sua figlia, e poi vedo un blocco improvviso, una disgrazia, e vedo proprio che tu lo vedi andare via e piangi in futuro prossimo. Quindi vedo anche, Francesca, che ti rialzerai perché sei una donna forte, e poi ci sarà il ritorno di qualchedun altro. mm? Il ritorno di qualchedun altro che hai già avuto. E quindi sembra che sia un caso fortunato di una persona nuova, cioè nuova, una persona che tu già conoscevi. Quindi io penso che questo signore, questo Piero, no, del 75, vedi queste carte qui fanno capire che se n'è andato, se ne andrà e piangerà. E poi ci sarà qualcun altro del tuo passato che ritorna. Però se è lui, potrebbe essere anche che ci sarà un blocco fra un po' e poi lui ritornerà. Però vedi, pensiero, ammalato, gran signore, morte. Sembra quasi che se è un ritorno di un'altra persona più grande di te, perché vedo che qua tu resterai male per questo tizio qui, per questo Piero, vedi, pensiero, malato, morte. Vedo più che altro che la situazione non migliora. Io non vedo che è una fiamma, cioè al di là che le fiamme neanche le prendo in considerazione, ma non vedo che ci saranno grandi fuochi d'artificio, più temporali e inondazione e tsunami, perché vedi questa linea fa capire che con quella persona avrai problemi. E poi c'è un ritorno di qualcuno, molto probabilmente di qualcuno che hai già conosciuto, vedi un ritorno. Quindi Francesca, attenzione perché non mi sembra proprio un'anima gemella. Anche Pendolino aveva detto la stessa identica cosa. Attenzione, non buttiamo via il tempo, che il tempo è denaro. Andiamo avanti, vediamo un po'. Qualche domandina. E vediamo il Fabio. Ciao Marietta, buongiorno, vorrei sapere se verrò assunto dalla banca o con questo facendo selezione, grazie. Allora, vediamo un po' il nostro Fabio. Fabio, ciao Marietto, buongiorno, 74, vorrei sapere se sarà assunto dalla banca. Vediamo un po'. Ci vorrebbe anche il nome della banca per essere più precisi, però vediamo di fare il possibile. Sembra che ci sia buona volontà dalla banca o da una banca. Adesso vediamo, perché se c'era il nome la cosa è più attendibile, no? Ma diciamo che se non c'è il nome, vediamo un po'. Sembra che una banca ti voglia assumere, sì. Vediamo. E sei un po' giù, sei un po' giù di morale, Fabio, sei un po' giù di morale, ti vedo, e anche un periodo di dura forza, ci sono dei segreti, strategie, insomma, non è un periodo che
leggero. Beh, non è un periodo leggero per tante persone, ma tu lo vivi in modo molto importante. Vediamo un po'. Vediamo un po' se questa banca... Ci sono possibilità, sì, 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 sì. Fra un po' vado a fare la stesa giù per le scale. Vediamo un po'. Allora, nel passato Fabio vedo che ti è stato rubato qualcosa, qualcosa che tu speravi, forse per un esame, ma l'esame è andato bene, o hai fatto un colloquio, qui vedo che ne hai passato un colloquio bene, ma prima di quel colloquio sembra che qualcuno ti abbia rubato una possibilità. Mm. Nel presente vedo che da lontano ci saranno cattive notizie, perché vedo che c'è sia una donna che perdita di lavoro, quindi io non penso che attualmente... Allora, l'esame, il colloquio l'hai superato bene, ma poi ci saranno delle problematiche, problematiche anche legali sembra quasi, o di giustizia. Però attenzione, attenzione che per il futuro Fabio io vedo che rifarai, perché vincerai, un lavoro che hai già fatto. Adesso non sembra che sia questa banca che tu hai fatto la domanda, perché l'esame è andato bene, no? Qui si vede che la cosa è molto positiva, ma poi, no? Qui nella linea presente ci sono gelosie, una donna ti ha attaccato, poi ci sono delle problematiche legali molto probabilmente, no? Però per il futuro io vedo che ci saranno delle novità e molto probabilmente rincomincerai a fare un lavoro che hai fatto nel passato. E poi vedo, però purtroppo tu aspetterai delle buone nuove, ma vedo che sarai un po' nervoso o ci saranno persone che dicono cose che non sono giuste, però alla fine il risultato sembra che lo porti a casa. Attento, e dico attento, perché c'è qualcuno che ti spia. Vedo che il risultato sta arrivando, lo vedo che tu lo aneli e ci sarà un cambiamento. Quindi diciamo che per il momento l'esame che ti hanno fatto o il colloquio qui è andato bene. Poi però purtroppo nel presente la situazione è veramente difficile. Da lontano arrivano delle perdite di lavoro, magari la banca non ha più la possibilità finanziaria o non vuole investire in quel settore, e vedo anche una donna che ti attacca per questioni legali. Magari dentro la banca ci sono delle problematiche loro. Però vedo nascere un ritorno di un lavoro che hai già fatto e tu sarai fiducioso sebbene ci siano persone che dicono tutto il contrario di tutto. Alla fine, anche se c'è gente che ti spia, vedo che il risultato che volevi ottenere sembra che lo porti a casa. Magari non è questa banca, ma in futuro avrai sicuramente dei risultati positivi. Comunque mi sa che in questa banca qua ci saranno dei problemi loro interni, c'è qualcuno che a livello legale vuole quel posto molto probabilmente, una donna molto probabilmente. Andiamo avanti e vediamo. E vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Alessandra. Salve Marietto, Alessandro 71, lavoro se arriva, grazie. Vediamo se per la nostra Alessandra sta per arrivare un lavoro. Allora, vediamo un po' se la nostra Alessandra arriva al lavoro. Alessandra, c'è qualche perturbazione, però sembra che il lavoro, prima o poi, non è per domani però, Ah, Fabio, mi hai scritto il nome, scusa, non l'avevo visto. Caspita, è scritto dopo, purtroppo non ho potuto vederlo. Comunque mi sa che in quella banca lì ci sono delle problematiche. Il colloquio è andato molto bene, Ho visto che l'hai superato perché vedono che sei una persona ok. Il problema è che dentro quella banca lì ci sono delle cose che forse tu non c'entri nemmeno e che hanno delle problematiche a livello legale. Però vedo che rifarai un lavoro che hai già fatto e ti piacerà.
Andiamo avanti per la nostra Alessandra, vediamo se arriva questo lavoro. Beh, c'è qualcuno che ti sta guardando o sei andato a qualche datore di lavoro e vedo che c'è molto entusiasmo. Non so se hai parlato con qualcuno, però le sibille al taglio sembrano molto positive. Vediamo un po'. Vedo che sei triste, un po' bloccata. Alessandra, guarda, ti dico già il taglio, il finale lo vedo un po' incerto, avrei delle occasioni, ma sicuramente. Vedo che nel passato ci sono stati dei blocchi importanti, gente che ti spiava, tu aspiravi a qualcosa di importante, però forse qualcuno di grande ti voleva bene, ti voleva aiutare, due persone ti volevano aiutare, una donna e un uomo importanti. Adesso purtroppo vedo che le comunicazioni sono estremamente negative, forse avrai un esame da fare o superare un colloquio di lavoro. Però vedo che in questo presente la situazione non è facile. In futuro vedo che comunicherai con molte persone e sembra che raggiungerai un contratto nei prossimi mesi. Però attenzione che ci sarà un problema di stipendio, vedi? Ci sono due carte importanti, la disgrazia e il denaro. Quindi attenta perché ci potrebbero essere problemi di stipendio. Comunque sembra che un colloquio vada a buon fine, però vedi un maggio prezioso, vedo amore e pianto, sembra quasi che il lavoro magari ti piacerà, però la retribuzione non sarà sicuramente interessante, vedi, ti sentirai abbandonata dalla retribuzione, sebbene il lavoro ti piacerà, ma avrai alcune lacrime sul fatto della retribuzione. Quindi molto probabilmente qualcosa nel futuro, non per domani, non per oggi, ma nei prossimi mesi, molto probabilmente parlerai con delle persone e vedo che, vedi, la carta della stanza che è quella degli affari del contratto arriverà. Poi però lo stipendio non sarà sicuramente all'altezza della situazione e rimarrai un pochettino delusa. Bene, andiamo avanti cari amici. Andiamo avanti e vediamo un po'. Alessandra, ecco i problemi. Senza Green Pass la cosa. Già. E Alessandra giustamente ringrazia. Bene, andiamo avanti e vediamo un po'. Dopo la nostra Alessandra, vediamo. La Maria Gesualdo fa la domanda alla Hilde, ma qui c'è il Marietto, quindi ad esempio c'è uno nuovo, no? Diamo anche spazio a quelli nuovi, che si chiama eccolo qua, Francesco. Buongiorno, troverò casa. Vediamo un po', Francesco, del 70. Vediamo un po' se il nostro Francesco troverà casa. Beh sì, troverai casa Francesco, sì, tranquillo, che sembra proprio che quest'anno sia la volta buona. Ok, vediamo un po'. Vedo che Francesco del 70 la casa la sogna, la spera, la desidera e vedo che ci sono delle possibilità, più di una possibilità per la casa, Francesco. Non è che non la troverai, vediamo un po' cosa dicono le sibille.
Ma guarda, Franz, nel passato vedo che ci sono stati tanti blocchi, gente che guardava, insomma, la casa l'hai proprio sperata, ma non si è visto un granché, proprio per dei blocchi delle persone che magari ti controllavano. Poi c'è una persona che ti vuole bene, ti vuole aiutare, Francesco, eh. C'è qualcuno di importante che sembra voglia aiutare. Però riceverai sicuramente delle lettere, delle informazioni di gente che forse vorrà troppo a livello finanziario, perché vedi, qua ci sono molte comunicazioni, avrai, si vede che hai cercato molte volte. Poi però vedo che la cosa per questioni finanziarie sembra annerarsi un po'. Poi vedo che ritornerà qualcuno, una persona ti vorrà aiutare, parlerai con molte persone, avrai sicuramente degli incontri importanti come un locatore di casa e vedo che alla fine, fra qualche mese la troverai. C'è la carta della stanza che è praticamente il contratto. Certo, devi tenere presente che il denaro, disgrazia, belvedere, insomma, sarà una situazione, la casa la troverai secondo me, però forse ci saranno dei blocchi per questioni di soldi, vedi? La disgrazia dopo il denaro che tu lo guardi e poi ci sarà forza. Quindi molto probabilmente la troverai, ci sarà il contratto, ma poi ci saranno un po' forse problemi di liquidità. Quindi secondo me c'è una grande possibilità che tu possa sicuramente fare il contratto, ma stai attento di non farlo. Il passo più lungo della gamba, perché vedi il denaro, disgrazia, tu che guardi ancora, e poi una forza che sembra bloccarti. Comunque sembra che la casa fra un po' dovresti trovare qualcosa di veramente buono, anche con l'aiuto di una donna grande, di una donna che ti vorrà bene, ti vorrà aiutare. Mm. Bene, vediamo un po'. Mm. Vediamo un po'. Allora, abbiamo la nostra mm, Maria. Dov'è la nostra Maria? La nostra... Allora, la nostra Maria Gesualdo del 58 che chiede alla Hilde, ma la Hilde non c'è il Marietto, ma spero io, Maria, che ti vada bene lo stesso, Marietto. Vediamo un po' per la nostra Maria. E anche Francesco fa la cosa giusta, ringrazio. Grazie Franci, che fa sempre piacere le persone che capiscono il valore della risposta. Bene, adesso vediamo la nostra Maria Gesualdo, che chiede alla Hilde, e ripeto, Hilde non c'è. Vediamo un po' cosa succede in questo posto di lavoro, perché abbiamo qualche problema di contagi. Vediamo se la nostra Maria come andrà, sì bene o male sul posto di lavoro, Maria? Ma Maria andrà bene sul posto di lavoro, tranquilla, se facciamo le sibille. Vediamo un po' sul posto di lavoro della nostra Maria come andranno. Allora, beh, Maria, si vede che tu c'è grande tensione sul posto di lavoro, c'è grande paura. Vedo che hai paura, non so se di perdere il posto di lavoro, ma però hai una grande stabilità, esperienza, vedi? Perché signora che sa aiutare gli altri, però vedo che insomma siete veramente preoccupati sul posto di lavoro. Vediamo un po'. Vi ricordo questa sera il The Garden nel suo canale alle 21:15. Sapete che abbiamo cambiato orari, non è più alle 21:30 ma alle 21:15. Non nel canale, ma volevo dire nella piattaforma StreamYard. Chi ci segue sa. Bene, allora, nel posto di lavoro si è parlato molto,
Beh, sembra un bel posto di lavoro, ovvero coi tempi che corrono, diciamo Maria che la situazione, c'è stato sicuramente qualche esame, si sta lavorando molto per difendersi da questa situazione di Covid, coronavirus, chiamiamolo. Gli ammalati, vedi, nel presente ci sono, c'è proprio la carta del malato, qualche ammalato un po' nascosto, ma poi sembra che ritorni la tranquillità, vedi, ritorno e fedeltà. Quindi non si possono nascondere gli ammalati, questo è chiaro, però ormai il Covid per molti è quasi un'influenza leggera, anche perché ci sono molte persone che si sono vaccinate, ma anche quelle che non si sono vaccinate ormai lo hanno preso in forma leggera o via dicendo, comunque c'è l'immunità di gregge, quindi sembra quasi che si ritorni ad avere una tranquillità. Poi per il futuro io vedo che le sibille dicono che c'è grande voglia di riniziare, vedete la morte è in mezzo a due carte positive, quindi sembra che vada via la morte, c'è sicuramente dei pensieri nel futuro, pensieri forti, e Maria ti vedo un po' piangere nel futuro, pensieri anche di gente che lavora molto bene, ma ti vedo un po', come si suol dire, con qualche lacrima. Comunque il finale per il posto di lavoro, vediamolo un po', vedi, ci sarà un po' di solitudine, gente che dice tutto e contrario di tutto, ma poi alla distanza uscirà un signore che tranquillizzerà tutto. Quindi diciamo che sicuramente qualche brutta influenza ci sarà e lo abbiamo visto anche nascosta, ma poi ritornerà la tranquillità con queste due carte. Il finale è che ci sarà un po' di solitudine, gente che dice tutto contro di tutto e poi da lontano sembra che intervenga un gran signore a mettere riequilibrio nel posto di lavoro. Quindi è solo un temporale, ma niente di impossibile da superare. Certo che nei prossimi mesi, Maria, qualche lacrimuccia sembra che debba scendere. Mm. Andiamo avanti, ma niente di pericoloso, tutto superabile. Andiamo avanti, vediamo un po'. Ormai sono in 28 minuti, cari amici. E vediamo che c'è un'amica di Face. Faccio proprio questa amica che ci contatta. Ciao, sono Deborah da Facebook. Vedete che si è iscritta in Facebook, quindi si vede il nome, no? Del 91, Claudio del 75. Prova qualcosa per me, grazie. Allora, vediamo un po', vi ricordo che io ci sarò domani ancora alle 11:20 per le Sibille, quindi a chi non risponde oggi, oppure questa sera alle 21:15 sul canale di Ildegardo o nella piattaforma StreamYard. Ma sì, prova qualcosa, Deborah, prova qualcosa. Vediamo un po' cosa prova. Un po'. Ma mi sembra anche un tipo attaccato al denaro, questo tizio qua. Vedi? Superbia, denaro. Sembra quasi che voglia, come si suol dire, un po' materialista sto tizio qua. O ci sono dei denari in giro, ma non so, questo Claudio qua, già la partenza è un po' attaccato alla materia, materialista, ma vediamo un po'. Voilà. Guarda, Deborah, ti dico già che sicuramente prova qualcosa. Nel passato, o magari tu eri malinconica, alla fine ti ha conquistato, però a parte che non è venuto solo, ma ha già un'altra relazione che vi ha attaccato. Nel presente sembra proprio qualcosa di importante e c'è anche molta attrazione fisica. Poi però fra un po' cadrà tutto, tu spererai di riguadagnarlo, ma vedo che ci sono troppe nubi, vedi segreti, lui che pensa, gelo, perdita. Poi vedi, vedo anche che l'amore va in cantina perché vedi c'è un blocco e tu lo vedrai andare via perché
non è un tipo per te, almeno le sibille ci fanno capire che adesso c'è la nuvoletta, il tempo delle mele, ma poi salterà fuori che è un po' un materialista, un pragmatico, vedi questa sibilla qua fa capire proprio che è un tipo, infatti tu te ne accorgerai, vedi, lo vedrai andare via per questi blocchi, l'amore è bloccato. Poi c'è il gelo qui, che non lo vedi, ma è questa carta qua, vedi il gelo. Quindi sicuramente prova qualcosa per te, Debra, in questo momento, però non è una cosa a lungo respiro, capisci? Mm. Eh sì, è materialista. Anche se dice che non è materialista, ti assicuro che è un tipo molto pragmatico e vuole andare al sodo. E quindi stai attenta perché poi alla fine soffri per una persona che non vale neanche la pena. Bene cari amici, io Marietto vi ringrazio, abbiamo fatto mezz'ora, sapete che dedico gratuitamente mezz'ora, se volete dei consulti privati vedete il numero per Telegram o Facebook, scusate, Telegram o Telegram, scusate, Telegram o WhatsApp, io ci sono sempre per voi, se avete bisogno di un consulto privato, anche Hilde, sapete dove trovarci, vi ricordo che Hilde sarà con noi questa sera alle 21:15, sempre nella piattaforma. Grazie cari amici e alla prossima, ciao, a domani.